In leggera ripresa il settore metalmeccanico, salvo un paio di casi ancora da risolvere. Boccheggia ancora il comparto del legno, che risente soprattutto dello stallo dell'edilizia. Soffrono di brutto le microimprese a conduzione familiare e monocommittente. Il quadro estivo dell'economia dell'Alto Friuli e della zona collinare rimane a macchia di leopardo, secondo quanto testimoniano i delegati sindacali di categoria di CGIL e CISL, che vedono però nel mese di settembre un banco di prova per gli scenari futuri. Entrando nel dettaglio del settore metalmeccanico, si spiega che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la proprietà di Weissenfels di Tarvisio per capire le reali intenzioni sul rispettivo piano industriale. Continua a lavorare bene invece l'automotive di Tolmezzo, 800 dipendenti, dove in questo periodo si sta facendo ricorso anche a 100 interinali per il turnover estivo, buone prospettive anche per l'inizio del 2012. Ma a proposito di automotive, arriva la notizia in questi giorni di una vittoria da parte degli storici lavoratori precari dell'azienda. Dopo 44 mesi di assunzioni e rispettive proroghe, nel 2009, scaduto il contratto a termine, il posto non gli fu rinnovato a questa quindicina di persone. L'azienda spiegò loro che non c'era lavoro, ma promise che nel caso in cui le commesse fossero ritornate avrebbero avuto la precedenza, come del resto prevede la legge 247 del 2007. Ciò non avvenne, l'azienda si affidò a degli interinali, però a distanza di 2 anni gli stessi lavoratori che intentarono causa si sono presi la rivincita ed il giudice del lavoro di Tolmezzo ha dato loro ragione. Il 20 luglio scorso si è proceduta alla transazione con l'azienda che porterà a questi 15 operai, principalmente donne impiegate all'epoca nelle linee di assemblaggio, un rimborso di circa 32.000 euro lordi.